In occasione del 25 novembre prossimo, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la CGIL di Agrigento annuncia una sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento che ha accettato la proposta sindacale finalizzata al contrasto della violenza sulle donne e al rafforzamento delle reti territoriali di prevenzione, tutela e supporto alle vittime. L'iniziativa si terrà per l'appunto martedì 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la vittima sulla violenza alle donne alle ore 10:30 presso la Cittadella della Salute, ex teatrino dell'ASP di Agrigento, e rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra le istituzioni sanitarie e le organizzazioni sindacali per promuovere una cultura di rispetto, sicurezza e parità. L'appuntamento sarà preceduto da un'assemblea dei lavoratori aperta, durante la quale verranno illustrate le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato alla definizione del protocollo, quindi le azioni operative che saranno attivate in seguito alla firma da parte del segretario della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi e il direttore generale dell'ASP Giuseppe Capodieci. L'accordo sarà presentato dalla responsabile del Dipartimento Provinciale Pari Opportunità della CGIL Caterina Sparacino e mira a potenziare i percorsi di presa in carico delle donne vittime di violenza, rafforzare la formazione del personale sanitario, degli operatori coinvolti, favorire la collaborazione tra i servizi pubblici, le strutture sociosanitarie e le realtà associative del territorio, promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. L'ASP di Agrigento e la CGIL rinnovano il loro impegno comune nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, convinte che solo unendo competenze, risorse e visioni sia possibile costruire una comunità più giusta e sicura per tutte e per tutti.